Al Bioparco di Roma per la prima volta è avvenuta la rara nascita di un avvoltoio papa ed incredibilmente l'uovo si è schiuso l'8 maggio scorso, proprio il giorno della proclamazione di Papa Leone XIV. Il nome comune dell'avvoltoio si ispira ai colori che lo contraddistinguono, simili a quelli delle vesti papali. Il pulcino ora è in una nursery non visibile al pubblico. Sta bene, accudito dai guardiani del reparto uccelli. Ancora non è possibile sapere se sia femmina o maschio. A volte, come nel nostro caso, per motivi non identificabili, dopo la deposizione i genitori non si occupano della cova e l'uovo viene abbandonato, spiega la presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Paola Palanza, etologa. Appena i keeper si sono accorti della deposizione, hanno prelevato l'uovo e l'hanno collocato nell'incubatrice. Dopo 54 giorni, durante i quali è avvenuto un accurato monitoraggio, l'uovo si è schiuso. È importante sottolineare, conclude Palanza, che per impedire l'imprinting sugli umani e mantenere la sua identità di specie, il piccolo deve essere gestito con un protocollo rigido. I guardiani non sono riconoscibili come umani e per alimentarlo utilizzano un pupazzo dalle sembianze di un avvoltoio papa. Inoltre il pulcino ha intorno a sé varie foto dei genitori.